Le multe da autovelox, paragonate dal sindaco Dussin al pedagico tributo o al polveratico tributo, cioè alle gabelle medioevali da pagare ai signori quando si transitava per i loro territori. Il primo cittadino di Castelfranco è il dentabellenato contro gli autovelox che funzionano automaticamente. Scriverò l'ennesima denuncia al Ministro dei Trasporti, degli Interni, e rivolta anche ai prefetti qui vicino a Castelfranco Veneto, quindi di Treviso, il prefetto di Padova e di Vicenza, per un uso assolutamente anomalo delle postazioni di autovelox che funzionano in automatico. Dito puntato contro i comuni limitrofi a quello di Castelfranco, dove a detta del sindaco vi è una sproporzione tra numero di abitanti e numero di contravvenzioni elevate. Treviso, ad esempio, incassa 7 milioni l'anno da autovelox. Castelfranco Veneto, che ha metà degli abitanti di Treviso, poco meno, incassa 250.000 euro. A Padova hanno appena acceso altri autovelox, altri 8 autovelox che funzionano in automatico, e su un mese e mezzo hanno elevato 120.000 contravvenzioni. Parla di limiti di velocità poco razionali, Dussin, facendo l'esempio della statale del Santo o della regionale che collega Treviso a Vicenza con i 70 km/h imposti. Un conto è mettere una postazione di autovelox che funziona in automatico dove i limiti sono di 130 all'ora. Un conto è metterlo dove ci sono dei limiti di 70 km/h, dove uno si sente a disagio perché intralcia il traffico. La sua esperienza come titolare di scuola guida e le tante lamentele dei suoi concittadini multati fuori dai confini di Castelfranco hanno spinto il sindaco Dussin a scrivere una lettera denuncia indirizzata al ministro Lupi e ai prefetti. Che si mettano una mano sulla coscienza e provino a capire se si vuol far cassa o se si vuol far prevenzione, ma mi sa che sta vincendo l'idea di far cassa sulle tasche dei cittadini automobilisti.